Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Eccoci qua, lunedì 14 ottobre, benvenuti, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, sono Andrea Matta e vi sto per accompagnare per mezz'ora in quello che è il racconto del CUS Cagliari tra Saduchessa, il centro nautico, Quartu, gli altri Monserrato, che diciamo in quest'anno è la casa del nostro settore scherma. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Instagram che sulla pagina Facebook, e poi ovviamente i contatti di Radiolina, che insomma come sempre è la nostra casa in questa settima edizione di questo nostro programma. Sono tre i temi di questa terza puntata: hockey su prato, canoa e il racconto sportivo. Prima di cominciare ringraziamo intanto il nostro Giuseppe Valdes in regia. Dovremmo essere pronti per andare a vedere quelli che sono stati i risultati di questo fine settimana sportivo fortunato per quanto riguarda il CUS Cagliari, che vi abbiamo raccontato ovviamente nella parte delle stories dei nostri social, e poi ovviamente con i post. Eccoli qua, questi sono i risultati. Abbiamo cominciato con la sconfitta nel derby per 2-3 dell'Hockey su Prato in Coppa Italia A1 Elite, e la prima sconfitta in campionato per la squadra di promozione di calcio contro il Guspini per 2-1. Vittoria invece per il futsal C1 maschile contro l'Eppi Fitness Center, quindi insomma il 5-1 importante per la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nelle gare invece giocate nella giornata di ieri, la vittoria per 3-0 del CUS Cagliari futsal B femminile contro la Solarity, entrambe sono neopromosse nel campionato nazionale, e poi la vittoria per 26-78 del CUS basket femminile contro la Polisportiva il Gabbiano. Abbiamo, se non sbaglio, caro Giuseppe, anche gli ultimi istanti, o comunque l'esultanza delle nostre ragazze del futsal, appunto alla fine della gara, con questa vittoria importante per 3-0, e tra l'altro anche la doppietta di Lele Cungui, che è tornata in campo dopo un lungo infortunio. Raccontato quello che è stato il fine settimana sportivo appena trascorso, visto che insomma oggi è lunedì, andiamo a raccontare quello che appunto è la nostra terza puntata. Lo facciamo parlando di hockey su prato e di canoa. Perché metterli insieme? Ora vi spieghiamo un po' perché. Abbiamo già inquadrato i nostri ospiti, Giordano Mura e Francesca Cabras. Giordano Mura e Agata Azieni alla mia sinistra. Ciao ragazzi, benvenuti. Buongiorno. Ciao, bene. E Matteo Vaccargiu e Francesca Cabras da questa parte. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, i ragazzi in maglia bianca sono i ragazzi dell'Hockey su Prato, che arrivano dalla vittoria del trofeo CONI, mentre la nostra Francesca insomma arriva dalla doppia medaglia ai CNU di canoa della settimana scorsa. In realtà entrambi avete fatto insomma risultati la settimana scorsa, per cui ecco, lavoriamo e raccontiamo un po' quello che è successo. Vediamo un po' le immagini del rientro in aeroporto. Mi faccio raccontare con tanto di audio ovviamente. Agata e Giordano, le immagini sono quelle che insomma raccontano il vostro arrivo a Elmas. Cosa vi ricordate di quell'arrivo? È stato divertente. Ok. Il viaggio è stato normale. Dovete metterli poco più in qua, così fermi così, perfetto. Il viaggio normale, sì? Mi sono divertito molto. Ok, Agata? Anch'io mi sono divertita, il viaggio è stato tranquillo. Mm-hmm. L'arrivo è stato bellissimo perché c'erano i nostri genitori con un cartello enorme con scritto campioni. E quindi insomma non vi aspettavate questa accoglienza? No, ok. Matteo, per te insomma è diciamo un'altra vittoria, quello che ha seguito i ragazzi insieme a Emiliano Garrao, che doveva essere qua, ma insomma a cause universitarie ti ha mandato te, diciamo, anche un po' per rappresentanza dei tecnici che hanno seguito i nostri ragazzi. Com'è stato il loro torneo? È stato un bel torneo, è stato un torneo in crescendo a livello di prestazioni. Sapevamo in partenza che la squadra era una squadra di qualità, che aveva buoni elementi e che poteva giocarsela. Sicuramente poi quando l'obiettivo ovviamente non era andare lì su un campionato under 14 e vincere a tutti i costi, ma era fare un percorso che diciamo rappresentasse la crescita e il livello del settore giovanile del CUS Cagliari in generale, quindi dimostrare ecco, di essere a livello per giocarcela con tutti a livello nazionale. Poi ovviamente quando sei lì
e vedi che puoi vincere, è bello anche alla fine. È bello vincere. È bello anche centrare la medaglia d'oro. Tra l'altro ricordiamo Giordano che ha firmato, autore di una tripletta nella finale che ha dato il titolo nazionale Under 14 a novembre scorso a Torino, giusto? Confermi? Sei tu? Confermi, premiato come miglior giocatore del trofeo CONI regionale, trofeo che tra l'altro vi ha portato poi alla trasferta di Catania con il trofeo CONI, giusto? Giusto, perfetto. Agata invece, Agata è il portiere della squadra ed è in realtà la giocatrice che noi non vediamo quasi mai nelle foto di squadra, che possiamo tra l'altro anche andare a vedere in questo momento, caro Giuseppe, perché la vediamo meglio in blu vestita, insomma bella piena. Perché ovviamente questa copertura? Prima domanda. E la seconda domanda è: che cosa c'è in questa copertura? Allora, usiamo questa copertura per non farci male, perché ovviamente tirano forte in porta e quindi devo parare a tutti i costi. Ok, la copertura in che materiale è fatta? È fatta principalmente in gomma, poi ci sono alcune parti fatte anche in tessuto, con dentro la gomma, quindi non ci facciamo male. Ecco, volevo chiederti chiedervi un po' come avete iniziato a praticare hockey su prato. Inizio da Agata, anche perché insomma è un po' legato all'allenatore che abbiamo davanti, che è davanti a te in questo caso, giusto? Allora, ho iniziato a fare hockey perché Matteo e un altro allenatore che adesso non c'è, Emiliano, venivano nella mia scuola a insegnare hockey. E verranno anche quest'anno. Ecco, quindi diciamo che l'importanza un po' dei progetti scolastici. Giordano invece come hai iniziato? Io ho scoperto l'hockey quando ero molto piccolo, sono andato a un evento, l'ho visto e poi quando sei piccoli anche i genitori ti aiutano a trovare uno sport e allora ho deciso di provare, mi è piaciuto e ho continuato. Bello. Prima della Francesca, chiedo a Matteo un po' l'importanza dei progetti scolastici, perché insomma abbiamo visto Agata è arrivata al CUS tramite tramite il progetto appunto che facciamo con le scuole. Ci sarà poi una visione un pochettino più complessiva di quello che è il CUS e di quello che possono essere le offerte per le scuole, però è importante per una società come il CUS entrare all'interno delle scuole e presentarsi e far capire quelle che sono le discipline sportive. Sì, credo che sono due esempi di buona programmazione da parte della società, nel senso che anche Giordano ha iniziato da un bel progetto che avevamo portato avanti con Domenico Bresciani qualche anno fa, che era il progetto dei centri di avviamento allo sport. Giordano aveva iniziato dal Turisport, che aveva provato hockey al Turisport, che era un evento che si faceva fino a qualche anno fa. Con Domenico avevamo provato, diciamo, c'era il figlio di Domenico, Michele, che era piccolo, quindi avevamo che invece adesso è alto 1,90, sì, diciamolo. esatto, Ecco, si sta allenando con la prima così. squadra ed è l'esempio di una buona programmazione, cioè di un gruppo che ha iniziato da piccoli, hanno fatto tornei in tutta Italia, hanno avuto la possibilità di fare esperienze e poi sono diventati un gruppo che ha vinto lo scudetto Under 12, Under 14 e adesso piano piano si stanno affacciando alla prima squadra, quindi è l'esempio di una buona programmazione che nasce da eventi come il Turisport e da eventi come la scuola, come hai ben detto prima, dove diciamo è difficile trovare un bambino, ancora non l'ho trovato, un bambino che nasce e dice ai genitori: mamma, portami a fare hockey su prato. Ecco, vediamo un po' se invece col calcio. Ecco, invece volevo chiedere a Francesca, tu hai mai detto voglio fare canoa, oppure la tua passione per la canoa è nata così tramite un progetto, tramite un'altra occasione? Allora, il mio incontro con la canoa è stato favorito dal fatto che l'avessero già provata i miei due fratelli che attualmente si sono dedicati agli studi e hanno intrapreso anche un percorso con il pugilato. Comunque io mi sono avvicinata attraverso i miei familiari, insomma c'era un po' di tradizione si è consolidata in casa e io facevo ginnastica ritmica ai tempi in cui ho provato per la prima volta la canoa e ricordo che il momento in cui mi sono appassionata era stato proprio quando ero stata portata a una gara e mi era stata data l'opportunità di partecipare come singolista e ero rimasta proprio colpita dalla sensazione dell'adrenalina del percorso del 200 secco. E
E lì, insomma, è nata la passione, è nato l'amore, nonostante io sia passata da fare kayak, che è la disciplina più conosciuta della canoa, a fare attualmente canoa canadese, che è la disciplina che mi ha portata a vincere le medaglie ai campionati universitari. Esatto, che quello è il motivo per il quale sei qua. Vediamo, grazie al nostro Giuseppe, un po' di immagini di queste gare. Ecco qua, questa insomma è, diciamo, anche una posizione diversa rispetto, diciamo, ovviamente a beneficio di chi sta seguendo la diretta sui social. La posizione è che tu sei in piedi e non seduta sul mezzo, sull'imbarcazione, ecco. Allora, diciamo che la posizione base si poggia un ginocchio, mentre l'altra gamba è posizionata avanti su una tavola. La stiamo semplificando il più possibile, certo, per far capire a più persone possibile, chiaro. Effettivamente dal punto di vista descrittivo è un po' complicato. Chiaramente il ginocchio che poggia si trova su un cuscinetto, onde evitare di avere dolori o comunque problemi, e quindi è necessario avere anche un equipaggiamento, un'attrezzatura idonea a fare questa attività. E differentemente dal kayak, in cui appunto si sta seduti, si ha anche la differenza per cui si utilizza una pala singola, non si pagaia su 2 lati, bensì su uno solo. Ti chiedo, intanto ricordiamo insomma la tua squadra del Circolo Kayak Sardegna alle Saline, comunque una squadra insomma cagliaritana, 2 medaglie d'oro ai CNU 2023, K2 200 e K2 500 insieme a Maria Noel Mira, e poi insomma le 2 medaglie di della settimana scorsa nella canoa 500 metri e nella canoa 200, appunto ricordiamo la differenza tra, abbiamo già detto, tra canoa e kayak. C'è anche la medaglia d'argento vinta dal nostro Mattia Nonne, che insomma ecco giustamente anche lui ha vinto questa medaglia in una competizione importante insomma come i CNU. Vediamo alcune immagini di questi CNU, insomma queste sono immagini molto belle di un video realizzato dai ragazzi del CUS Genova, che insomma che stiamo guardando in questo momento in diretta. Quanto ti sei divertita in questi CNU? Sono i tuoi terzi campionati nazionali universitari. Come sono andati, al di là di quello che insomma sono le medaglie, però forse vivere questa esperienza è importante. Sì, assolutamente. Allora, dal punto di vista delle prestazioni mi ritengo molto soddisfatta, tralasciando chiaramente l'aspetto medaglia, che fa comunque fa molto piacere. Ma soprattutto la cosa particolarmente piacevole dei campionati nazionali universitari sta proprio nell'ambiente, in quanto è difficile trovare in un campo nazionale effettivamente degli studenti atleti di alto livello. Quindi potersi confrontare con dei ragazzi che, oltre a mettere davanti ai loro impegni quelli sportivi, sono in grado di conciliare anche una carriera studentesca, fa sicuramente molto brodo, diciamo. Fa molto piacere in questo caso. Mentre credo il nostro Giuseppe di iniziare a contattare il prossimo ospite, così ce l'abbiamo già, magari riusciamo anche a recuperarlo via Skype. Intanto noi ci gestiamo insomma la diretta qui dagli studi della Giulia. Questa è Casa Cuscagliari della Giulia, insomma vi stiamo raccontando un po' lo che è superato la canoa, anche sono 2 sport del nostro della vasta offerta insomma sportiva del Cuscagliari. Torno dai 2 ragazzi ai quali ho chiesto come hanno iniziato il Trofeo Coni. Vi chiedo anche un po' di raccontarci la vostra passione per lo sport e poi come vi trovate al CUS. Cos'è per voi il Cuscagliari? Prima Giordano e poi Agata. Vicino al microfono. Per me il Cuscagliari è una grande famiglia, mi trovo molto bene, siamo tutti quanti amici tra di noi, ci conosciamo da molto tempo, abbiamo un bel gruppo, abbiamo anche fatto diversi viaggi insieme e vinto diversi titoli. Agata, per te? Allora, io al CUS mi trovo bene, siamo tutti amici, come ha detto Giordano, si sono formati dei gruppetti, però... Vabbè, diciamo quella è una cosa normale. Voi quanti anni avete, ricordiamolo? 14. Ok? 12. 12 anni, quindi insomma avete tanto tempo ancora davanti. Pensate che la canoa possa essere il vostro sport? Avete insomma voglia e intenzione di provare un altro sport? No, va bene. Vogliamo stare affezionati alla canoa. Agata? L'ho provato, non mi piace così tanto, però... Che sport hai provato? Kayak, vedi, quindi siamo, diciamo che la puntata delle connessioni questa, quasi Ivano intermedio. Perché non ti è piaciuto il kayak?
perché è troppo faticoso per me. Perfetto, ok. Quindi cosa rispondi ad Agatha? È molto faticoso il kayak? Sì, ha ragione. Perfetto, ok. Vedi che insomma abbiamo avuto ragione. Chiedo anche a Matteo, ci ha già risposto in realtà a questa domanda, come hai iniziato tu a fare sport? Io ho fatto in generale In generale, e poi che sport hai fatto? Allora, io ho iniziato quando ero più piccolo, facevo nuoto e tennis. Diciamo, mio padre faceva nuoto, quindi mi ha istradato su quello, mia mamma piaceva il tennis, ho fatto il tennis, però poi volevo cambiare su uno sport di squadra, c'è stata l'opportunità di provare hockey su prato in un camp estivo, e niente, Enrico Sainas poi mi ha portato... È andata bene. Tu tra l'altro hai insomma un grado anche importante come tecnico, perché insomma quello che noi raccontiamo anche spesso qui al CUS è la formazione che i tecnici, i dirigenti devono avere poi anche nel formare i bambini, per i ragazzi, perché insomma abbiamo a che fare con i più piccoli ed è importante, ecco, presentarsi e allenarsi e fare in modo di allenarli in un modo insomma importante. A che livello si è arrivato? Al Sì, massimo livello? Adesso ho chiuso un programma biennale della Federazione Europea che si chiama Coach for Europe ed è un programma in cui ci sono, diciamo, allenatori da tutta Europa, e organizzato, diciamo, su 2 anni dalla Federazione Europea ed equivale al quarto livello internazionale. Quindi, diciamo, credo sì, quello che hai detto sottoscrivo, che la formazione sta alla base poi dell'offerta che la società offre ai ragazzi che poi vengono che giocare vengono al CUS appunto Cagliari. a giocare da noi al CUS Cagliari. Facciamo così, mi interessa di collegarci con il nostro prossimo ospite che insomma è in fase di collegamento in questo caso. State con me perché noi andiamo a vedere adesso lo spot 24-25 del CUS, lo vediamo un po' e vediamo un po' insomma di raccontare cosa insomma in questi 25 secondi che cos'è il CUS Cagliari. Il CUS è qui. Il CUS è qui. Il CUS è anche qui. Il CUS è anche qui. È qui. Lo raccontiamo ovviamente perché insomma non ha potuto vedere in radio, ma insomma sono i vari sport del CUS Cagliari, dalla canoa con i ragazzi che hanno vinto il titolo italiano qualche settimana fa, poi c'è il triathlon, c'è il calcio, c'è il basket, insomma ci sono i tanti sport, appunto calcio, volley, futsal, scherma, tennis, insomma appunto c'è la vasta gamma degli sport del CUS Cagliari. Io ringrazio i nostri ospiti, e quali però chiedo di rimanere qua in studio, così insomma evitiamo spostamenti vari ed eventuali di uscite. Ci siamo quasi insomma per il nostro prossimo ospite. Vi ricordiamo, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, io sono Andrea Matta e vi stiamo per portare in una nuova pagina che vogliamo aprire qui a Casa CUS, perché vogliamo, ecco, intanto raccontarvi un po' quello che è il racconto sportivo. Noi quello che facciamo abitualmente è quello di raccontarvi insomma il mondo dello sport con i nostri atleti, esattamente come stiamo facendo in questa occasione, ma lo vogliamo fare anche con il tipo di informazione, con che tipo di informazione sportiva cambia in Italia. Lo stiamo per fare, lo faremo a breve, vedo insomma i primi collegamenti in corso con Emanuele Corazzi, che è il direttore di Cronache di Spogliatoio. Diamo un po' di numeri prima di iniziare il collegamento con il nostro Emanuele. Quasi 3 milioni di follower tra Instagram, Facebook, TikTok e iscritti al canale YouTube. Nel 2024 al primo posto del ranking dei media che generano più interazioni sulle piattaforme social davanti ai maggiori media italiani. Emanuele, ci sei? Ci sono, credo. Mi vedete in verticale, vero? Sì, ti vediamo. Va bene. Ti teniamo così, insomma, in audio, non c'è problema. Tanto benvenuto qui a Casa CUS. Grazie mille, grazie a voi dell'invito. Allora, ti chiedo un po' di raccontarci cos'è Cronache di Spogliatoio. Allora, è un media digital, nel senso che noi facciamo esattamente quello che fa ogni media di informazione, ma decliniamo tutto solo sulle piattaforme digital, ovvero Instagram, YouTube, TikTok,
poco Twitch, diciamo, molto più. Instagram è un po' il nostro giornale, nel senso che è il luogo dove andiamo a postare tutti i contenuti di informazione. YouTube è più il posto delle live o dove trasmettiamo le partite di cui abbiamo i diritti. Abbiamo fatto il mondiale per club, abbiamo fatto la Coppa di Spagna, la Supercoppa di Spagna. E TikTok è il luogo dei video, il luogo dove tagliamo i video delle trasmissioni, dove mettiamo i nostri video realizzati da noi di storytelling, che in versione diciamo di lunga durata facciamo anche su YouTube. Mentre vediamo un po' la vostra pagina Instagram, lo diciamo anche a chi ci segue insomma sui nostri canali social, sono 1,5 milioni gli utenti che vi seguono su Instagram, quindi ecco, diamo un po' di occhiata, diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i vostri contenuti. Ti chiedo, come sta cambiando secondo te il racconto e il giornalismo sportivo in Italia? Guarda, io credo che queste diciamo piattaforme più fresche diano la possibilità sempre di partire da zero, no? Quindi io nella mia vita lavorativa, per esempio, dopo essere stato a Sky sono stato a Fox, e a Fox siamo partiti da zero perché non esisteva niente. Allora quando parti da zero non hai con te nessuna zavorra, né di pregiudizio né di cose che sono state fatte che non puoi cambiare, perché io penso che se oggi chiunque di noi diventasse più a caso il direttore della Gazzetta dello Sport, non potrebbe fare tutta una serie di cose, perché è normale che un posto che abbia la sua storia, abbia le sue persone, abbia il suo DNA, quindi sia molto più difficile il cambiamento, mentre una piattaforma nativa come la nostra, da una piattaforma che esiste da meno di 10 anni, si possono fare le cose pensandole molto vicine al fruitore, quindi cercare una comunicazione attraverso i post molto diretta ma anche molto profonda, perché poi alla fine non è vero che la velocità porta a rendere tutto più superficiale. Noi oggi abbiamo fatto un'analisi su Di Marco, numeri alla mano, facendo vedere come Di Marco, giocando in posizioni diverse, riesce comunque ad essere efficace sia con l'Italia che con l'Inter, quindi è il sintomo della forza di Di Marco. Però c'è stato un lavoro di ricerca, così come quando andiamo a raccontare delle realtà lo facciamo, cioè tutto quello che raccontiamo passa sempre da telefonate, verifiche, Certo. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile alla fonte, e poi diciamo adesso è un'epoca in cui ovviamente funzionano tanto i reel, i video, quindi condensare in 3 minuti un'opinione di un talent importante. Noi abbiamo cercato di costruire una prima linea di opinion making, che sono Trevisani, Borghi, Cattaneo, Balzaretti, Biasin, Pastore. Diciamo, questa cosa qui funziona molto, ma per funziona non intendo dire che è la scorciatoia, è il modo per cercare di parlare in maniera Ce l'abbiamo di cui tutti che abbiamo parlato. Ti chiedo un po' anche, raccontavi insomma prima l'importanza di raccontare le storie. Ecco, come si possono raccontare le piccole storie anche sui social? Lo diciamo insomma anche dal nostro punto di vista, insomma il QS ha 4.000 tesserati, ovviamente siamo presenti sui social, però ecco, quelle che noi raccontiamo sono piccole storie rispetto ai grandi calciatori della Serie A. E poi come si può raccontare invece la realtà di una provincia italiana? È un po' quello che voi fate forse con il racconto della Serie C. Ho visto insomma alcuni contenuti, realizzati anche su quello. Ma sai, io penso che c'è tanto da mangiare intorno al calcio, allo sport in generale, quindi le storie di passione da parte sia dei tifosi che dei giocatori, che degli allenatori, che dei presidenti si possono trovare enormemente anche in Serie C, in serie inferiori. Penso sia alle cose positive sia alle cose negative, perché se penso al fallimento dell'Ancona, al rischio di fallimento della Sampdoria, io personalmente sono stato a contatto con persone che si sentivano quasi tradite perché il calcio per tanti è una religione, quindi è come andare a messa, è come se a un certo punto ti chiudono la chiesa, tu non puoi più andare a messa, non ti portano via il prete. E questo è quello che vivono le società che per via di personaggi
che non hanno amore per il calcio, ma hanno amore per il proprio ego, vanno a fare un sacco di pasticci, per cui raccontare quelle cose è importante, così come è importante raccontare la realtà di alcune società di serie C o di serie D che stanno cercando delle scalate attraverso dei progetti virtuosi. Tu tra l'altro hai iniziato, sentivo una tua intervista proprio qualche giorno fa, come ufficio stampa di una scuola di Serie B di calcio a 5, e dopodiché insomma sei andato ai quotidiani locali, sei passato insomma a fare il telecronista, anche lo dicevi prima insomma Fox, hai fatto il coordinatore di redazione per DAZN, ora sei direttore di cronache di spogliatoio. Hai parlato anche un po' dell'importanza del concetto di squadra, no? In questo momento tu ti vedi più come allenatore o come giocatore di una squadra? No, beh, senz'altro più come allenatore. Poi alla fine diciamo che il ruolo è un po' più quello di player manager, nel senso che tante cose le fai in prima persona, che possono essere da tenere rapporti con i direttori sportivi, a fare determinate interviste in prima persona, però assolutamente il ruolo, quando hai un ruolo in una redazione di responsabile editoriale, devi pensare sempre come un allenatore, quindi devi sempre fare in modo che tutti quelli che lavorano con te siano seguiti, siano ingaggiati, siano un po' come... Cioè, devi far sentire il senso di appartenenza a tutti coloro che sono in squadra con te, quindi quello è l'aspetto da allenatore che c'è nel mio ruolo, che è molto bello, perché poi alla fine credo sia anche un'attitudine personale, no? Cioè io tante volte cito spesso la storia di Davide Bernardi, che è stato un ragazzo che io ho conosciuto, io siccome faccio il professore a tempo perso, ho conosciuto Davide Bernardi sui banchi di scuola e mi sono innamorato del suo amore per il calcio, del suo amore per il giornalismo, e ha iniziato facendo lo stage, poi ha fatto poi trasferte, poi inviato al classico, poi inviato sulle partite di Serie A. E io tante volte trovo più soddisfazione quando faceva Davide le cose di quando le facessi io, perché ho visto la crescita di una persona che mi ha seguito, ma seguire non vuol dire come dire signor sì signore, crescere è confrontarsi, quindi tante volte è anche quando gestisci una persona, un talento di personalità, è anche confronto. No, scontro è una parola grossa, perché scontro vuol dire che c'è del male, scontro può semplicemente voler dire che uno la vede diversamente da te, però se sei nel mio ruolo lo devi accettare questa cosa, anzi devi essere contento se hai delle persone così, perché vuol dire che ci sono delle persone che sono talmente appassionate, talmente infuocate, che vogliono fare le cose diversamente. Secondo me è una grande risorsa. Senti, siamo quasi in chiusura, ti faccio 2 domande, ti chiedo insomma un po' di rapidità perché siamo un po' lunghi coi tempi, però lo facciamo. Mentre vediamo alcune immagini dei format di cronache di spogliatoio, così insomma facciamo vedere anche un po' di quello che sono le vostre trasmissioni appunto in giro per YouTube in questo caso. Hai citato Cattaneo, Borghi, Trevisani, Pastore, Biasin, Balzaretti. Da direttore, quanto conta avere in una squadra i talent e giornalisti così importanti? Fondamentale perché ti danno credibilità, perché sono persone che molto spesso sono molto a contatto con le realtà di cui parlano, per cui se Trevisani analizza De Rossi sicuramente ha parlato con De Rossi e con la Roma, così come Balzaretti, se ti dice che è stato compagno di stanza all'Europeo di Thiago Motta, potrà parlarti di Thiago Motta in un modo molto efficace, e in più dare un volto, cioè se tu scrivi un post con delle teorie puoi passare per presuntuoso, se c'è un volto che si prende la responsabilità e dice delle cose è molto più umano anche. Senti, l'ultima domanda, qual è l'obiettivo di Cronache di Spogliatoio? Cosa volete diventare? Vogliamo diventare sicuramente sempre più influenti dal punto di vista della comunicazione, nel senso che comunque adesso capita molto spesso che una nostra intervista gira talmente tanto, e l'altro giorno mi ha chiamato Gasperini perché diceva che gli arrivava da tutte le parti l'intervista di Burdisso che lo elogiava, no? Cioè, questo è un'enorme soddisfazione per noi. Diciamo, l'obiettivo è crescere, e crescere può voler dire
trasmettere degli eventi, può voler dire diventare sempre più influenti. Poi sai, questo è un mondo dove gli obiettivi si fanno a 6 mesi di distanza, perché il mondo digitale è un mondo in grande evoluzione, perché tanti investitori si stanno spostando dal tradizionale al digitale, quindi poi è chiaro che come una società di calcio più hai budget e più puoi fare le cose. Io ringrazio Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio. Grazie Emanuele per la tua disponibilità, grazie davvero. Grazie a voi, grazie mille, buon pomeriggio. Grazie anche ai nostri ospiti, insomma sono rimasti con noi a sentire questa bella intervista. Matteo Vaccaggio, Agata Azzeni, Giordano Mura, Francesca Cabras, grazie ragazzi, grazie insomma per essere stati con noi. Io vi ricordo insomma i nostri conti social, CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Facebook che sulla nostra pagina Instagram. Ringraziamo il nostro Giuseppe Paldes in regia, un saluto da parte di Andrea Matta, Casa CUS, tra 7 giorni. Radioline e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.